VEC è una società di Singapore controllata da PSA. PSA è il primo terminalista al mondo e muove il 10% dei contenitori mondiali. Abbiamo 66 terminal divisi in tutto il mondo. Dovete sapere che nel mondo vengono mossi 1 miliardo di contenitori all'anno, PSA ne muove 100 milioni. Quindi questi sono i numeri che PSA controlla in tutto il mondo. Ci troviamo a Marghera, nell'area commerciale. Il terminal commerciale di Marghera è diviso in più moli, questo è il molo B, dove ci troviamo noi. Veco muove 330.000 contenitori all'anno. La sicurezza è importante, come potete vedere queste gru che sono alte 60 metri, questi contenitori qua pesano 30 tonnellate. Quindi PSA punta molto sulla sicurezza. Noi abbiamo dei controlli dalla capogruppo di Singapore che sono mensili, abbiamo dei cross audit, quindi persone che da Singapore vengono qua 2-3 volte all'anno a fare dei controlli. I nostri colleghi vengono mandati in giro per il mondo a controllare le procedure di sicurezza e abbiamo varie iniziative nell'anno. Un'iniziativa importante che abbiamo appena fatto è la settimana sulla sicurezza, dove noi apriamo il termine alle scuole, ai bambini, insegniamo la sicurezza nel mondo del lavoro insieme alle autorità, insieme agli altri terminalisti di Marghera, quindi la sicurezza per PSA è importante. Giornalmente abbiamo dei report dove condividiamo le nostre procedure, i nostri stati di avanzamento. All'ingresso abbiamo un safety scoreboard per sensibilizzare la gente sulla sicurezza, dove abbiamo 12 mesi dell'anno e inseriamo una pallina bianca per un giorno senza incidenti e una pallina rossa per un giorno con incidenti. PSA vuole, con questo safety scoreboard, condividere, far vedere alle persone che entrano in terminal un terminal con 12 mesi senza incidenti. Uno entra, vede 12 mesi bianchi e dice: oh, vado in un posto sicuro, nonostante sono in un terminal così importante, entro in un posto sicuro. Oltre ai rischi legati alla nostra attività di scarico e carico delle navi, perché movimentando container, scaricandoli con gru da 30, 40, 50 metri d'altezza, quindi rischio caduta, ci sono rischi esterni. Vecon riceve anche 1000-1200 camion al giorno. Divise 12 ore abbiamo 100 camion all'ora che entrano ed escono da questo terminal. Quindi rischio di congestione, rischio di interferenza, rischi vari. Il nostro rapporto con Vega Formazione ormai è decennale. Vecon dal 2012 è certificata sulla sicurezza e la salute nel posto di lavoro, quindi collaboriamo col gruppo Vega da più di 10 anni. Il gruppo Vega ci segue e ci soddisfa in ogni richiesta, nel senso che un terminale operativo come il nostro, che lavora sui picchi di traffico, si trova con giornate dove le persone non bastano e giornate dove le persone sono in eccesso. Le giornate dove le persone sono in eccesso, noi abbiamo la possibilità di chiamare il gruppo Vega e riusciamo in breve tempo a organizzare un corso di formazione e a mandarvi le persone che sono in eccesso. Questo sembra poco, ma per noi è un plus molto importante perché ci permette di ottimizzare le nostre risorse. Quindi grazie al gruppo Vega per la collaborazione.